Siamo tornati nella nostra terra come figli del Veneto. Scendono dal pullman, contenti ed emozionati. Il Veneto è la loro terra d'origine per questi sardi provenienti da Arborea, una volta chiamata Mussolinia di Sardegna, la prima città di fondazione creata dal fascismo. Mentre i lavori di bonifica Mussolinia di Sardegna sono ormai prossimi al loro compimento, che avverrà nel 1937, le campagne già bonificate aumentano ogni anno la loro produttività. Dalle nostre terre i loro genitori, quasi tutti contadini, sono partiti per bonificare e colonizzare un'area di quasi 20.000 ettari nella provincia di Oristano. Un tempo desolata dalla palude e dalla malaria. Un lavoro immenso in un territorio che nel 28 era in gran parte occupato da stagni ed acquitrini. Accendi una candela, Trevisano nel mondo. Veneti e sardi che accorsero per la costruzione di strade e canali, ponti ed argini, officine e ferrovie, ambulatori e case coloniche. Una sessantina di quei discendenti sono tornati a visitare i paesi d'origine dei loro cari. I miei genitori, gli nati a Gorgo al Monticano, quando mia mamma è arrivata in Sardegna si è messo a piangere perché il Veneto era verde e rigoglioso, la Sardegna era arida e secca. C'era niente e polenta e niente, un po' qualcosa del genere, quindi sono stati anni durissimi per le nostre famiglie. È stata dura, però alla fine ne hanno raccolto i frutti di tanta fatica. Io dico, abbiamo raccolto i frutti, sì. Abbiamo un allevamento di circa 500 capi di bestiame, capito? Produciamo oltre 20.000 quintali di latte all'anno. Tornare qui in Veneto cosa significa per lei? Significa una cosa straordinaria.